Mi sentite? Ok. Buonasera, buonasera, benvenuti. È un piacere stasera essere qui per la presentazione del libro di Luca Romano, che è qui alla mia destra, al centro del divano. Il libro Il design della sostenibilità, viaggio nella bioeconomia del legno del nord-est. E insieme all'autore abbiamo il piacere di avere in conversazione con noi anche il professore Davide Pettenella, che è professore e docente di economia e politica forestale presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Allora, io vorrei proprio partire dal cuore del libro, che poi un po' anche il suo titolo, perché il libro di Luca Romano è un vero e proprio viaggio all'interno della filiera del legno, in particolar modo un focus dedicato a tutto il territorio del nord-est, per cercare un po' di esplorare meglio questa forse nuova definizione, nuova idea, nuovo grande concetto della bioeconomia applicata appunto al settore del legno. E il libro è un libro anche molto trasversale, che mette insieme tante discipline, e ha anche, la cosa interessante è che ha anche un approccio partecipato, perché Luca Romano diventa anche un po' giornalista, incontra alcune delle realtà più significative del nostro territorio e attraverso la formula dell'intervista va dentro alle questioni più interessanti e più importanti legate alla sua ricerca e al suo viaggio. Allora, Luca, partiamo proprio dal legno, questa materia prima che è una materia del futuro, che però tu appunto sottolinei bene, è una materia del futuro che però ha un cuore antico. Quindi come si mettono in relazione queste radici antiche della filiera del legno con questo futuro radioso che poi si declina, lo vedremo, anche forse e soprattutto in termini di sostenibilità? Sì, hai sottolineato bene, il libro è fatto, diciamo, concepito in termini da sociologo, e quindi tutto l'aspetto di scienze ambientali, di scienze applicate al mondo agroforestale, l'ho dovuto, diciamo così, coinvolgere attraverso specialismi e soprattutto interlocuzioni. Ovviamente proprio per questo motivo per me, diciamo, è un grande onore questa sera, diciamo, entrare in discussione con il professor Pettenella, che è un'autorità assoluta su questi temi, e lo ringrazio quindi per il tempo che dedica. Diciamo, il legno, fino alla rivoluzione industriale, di fatto è la materia umana, è la materia prima dell'uomo, per costruire, per fare navi, per bruciarlo, per scaldarsi. È stato elemento dominante. E i temi di cui stiamo discutendo oggi, per esempio del cambio climatico in relazione alla dimensione delle superfici boschive del pianeta, non è un tema nuovo, è un tema che esiste nei cicli anche della storia umana, in termini che a me hanno anche un po' sorpreso per le dimensioni. C'è, diciamo così, una corrente storiografica che ha messo in luce come durante l'invasione spagnola del continente americano, distruggendo nel XV-XVI secolo tutte le agricolture dei popoli autoctoni nelle due Americhe, ha ripreso fortemente, diciamo così, la forestazione del suolo, e
portando a percentuali talmente elevate le superfici boschive che c'è stata in Europa la piccola glaciazione dei secoli successivi. E addirittura c'è chi mette in relazione il pessimo andamento dell'agricoltura europea a causa di questa piccola glaciazione con i moti di proteste popolari contadine che hanno portato alla rivoluzione francese. Insomma, per dire, no, la interazione profondissima che questo materiale ha con diciamo così, le relazioni tra ecosistema ambientale e storia socio-economica dell'uomo. Questa sua, diciamo, immanenza alla storia umana fino alla rivoluzione industriale, in cui sono nati tanti metalli, tante, diciamo, leghe, materiali sostitutivi, ha conferito come un'immagine del legno un po' naif, nel senso che appartiene a questo radioso passato e oggi, diciamo così, sopravvive in forme, chiamiamole, abbastanza residuali. E un primo messaggio culturale che c'è nel libro, ovviamente con il coinvolgimento dei protagonisti, è che invece è una materia prima assolutamente del futuro, proprio in relazione al contributo che può dare al contrasto al cambio climatico attraverso una serie di modalità che adesso andremo a vedere. La sostenibilità è entrata, diciamo così, fortemente in tutti i settori economici e nel settore del legno ha sicuramente una dimensione che può far leva proprio su questo termine della bioeconomia, perché sostanzialmente, essendo il legno originato dalle foreste, che hanno un'interazione forte con la fotosintesi e quindi la cattura di carbonio e la liberazione di ossigeno, è evidente che si presta fortemente a imitare nel circolo produttivo e nel riciclo quello che è il circolo proprio della vita umana e della vita naturale, cioè il circolo del vivente. E essendo un materiale che si presta così a questo tipo di interdipendenza, evidentemente poi apre a tutta una serie di questioni che poi vedremo insomma insieme al professore, no? Sulla diciamo, quantità di foreste, sul modo di gestirle, su il contributo che anche la forestazione urbana può dare al raffreddamento del pianeta e delle città. La settimana scorsa eravamo alla Green Week, no? C'era questo esempio del chilometro verde di Parma. Nel libro c'è, mi pare nell'intervista a Alessandra Stefani, un passaggio che lei fa sul fatto che la regimazione della forestazione urbana andrebbe fatta in modo da costruire dei canali verdi tra campagna e città in modo che non si segmentino, no, gli ecosistemi e quindi si diciamo, massimizzi il pregio di questa forestazione. Dall'altro lato noi abbiamo, insomma oggi c'erano i dati ufficiali del 2023, cioè il settore legno arredo per il Veneto significa oltre 5 miliardi di fatturato, più di 28.000 persone che ci lavorano, 3 miliardi e 9 di esportazioni, diciamo, un indotto molto significativo anche dal punto di vista dell'artigianato, un'interazione sempre più importante, e questo è uno dei pregi insomma, che ho cercato di trasferire nel libro, che oggi diciamo parlare di legno non è più solo una filiera legata al mondo dell'arredamento, ma è assolutamente da intrecciare con una filiera legno-energia.
e dentro queste 2 dimensioni, il viaggio, diciamo così, ha esplorato una serie di eccellenze, che vanno non solo da, i rinomati brand, del design che nel Nord-Est hanno molteplici, articolate, espressioni, ma anche i produttori altoatesini di case in legno. Siamo leader europei nella produzione di stufe di altissima gamma dal punto di vista dei pellets. Ci sono, diciamo, aziende importanti sia nella, diciamo, semilavorazione del legno che nella sperimentazione di una, come Fantoni, no, di una grandissima capacità di riciclo, del legno, già usato, che tra l'altro sta, diciamo così, ha già conquistato una leadership mondiale, ma significativamente sta indicando anche una strada per recuperare tutto quello che è lo scarto, diciamo nel processo produttivo di questo materiale. E quindi, il Nord-Est, come su tante altre cose, sembra avere la capacità di, reagire a quello che è un processo in atto in tutti i settori economici, di concentrazione in un oligopolio, no, di grandi, operatori, di grandi player, in questo caso insomma sono noti come IKEA, i quali sostanzialmente cosa fanno? Hanno avuto la forza di concentrare, potere distributivo, e hanno fatto degli enormi investimenti su, appunto, sui canali di vendita, e oggi IKEA mi pare viaggi sui 45 miliardi come fatturato, quindi ha una dimensione globale, potentissima, e su questa base non stanno sul mercato, fanno il mercato, e lo sappiamo, no? E il Nord-Est come ci sta dentro questa situazione? Come compete? Come diciamo, resiste o è resiliente? Sempre attraverso questa capacità, questa forza del territorio di articolarsi in tante aziende, in filiere molto flessibili, in anche, diciamo, una capillare presenza di competenze produttive, in grado di rispondere alle sfide del mercato, e lo fa proponendosi come un interlocutore forte, nel trasformare una leadership mondiale. Lo vediamo, insomma, in questi giorni è in corso, no, il Salone del Mobile di Milano, che ne è l'espressione più suggestiva, una leadership produttiva anche, e di immagine e di comunicazione, in una leadership nel settore della sostenibilità. Qui volevo farla, diciamo, molto schematica, nel senso che nel libro, una delle cose più interessanti è l'intervista che ho potuto fare a un consulente proprio delle aziende friulane che conferiscono il prodotto a IKEA, il quale appunto spiega in modo estremamente lineare come la sostenibilità ambientale per IKEA è diventata un obbligo assoluto nel, nel corso di uno scandalo che ci fu 30 anni fa, legato alla scoperta che nel suo prodotto di punta, la libreria Billy, c'era un contenuto di formaldeide, sostanza nociva, più alto della soglia fissata dalle leggi tedesche, che la Germania era il loro principale mercato. Fu uno scandalo, nel senso che di proporzioni molto superiori al Dieselgate della Volkswagen, ritirarono tutti i pezzi e ovviamente giurarono su se stessi che non avrebbero più fatto un errore del genere, con i danni economici ma soprattutto reputazionali
Come funziona IKEA da questo punto di vista? Funziona con, appunto, facendo il mercato, ha sostanzialmente fissato degli standard normativi sulla sostenibilità che sono forza di legge, cioè non c'è nessuna istituzione che li ha fissati, ma loro hanno parametrizzato e naturalmente i loro fornitori sono, diciamo così, entrano in una griglia contrattuale con dei vincoli di risultato sul processo produttivo che sono talmente stringenti che la sostenibilità ambientale da raggiungere viene raggiunta attraverso un ripensamento complessivo dell'organizzazione dell'impresa che deve realizzare un modello organizzativo talmente efficiente per cui la sostenibilità ambientale diventa anche sostenibilità economica. Loro riescono a fare i margini e diciamo, il cliente finale che poi mette sul mercato il prodotto è soddisfatto. Se non realizza questo livello di vincolo, il fornitore vede il contratto immediatamente stracciato, i camion rimangono fermi, e cose che sono anche successe, perché naturalmente questo è un sistema che non può non funzionare così, ma naturalmente è un generatore di innovazione talmente pervasiva e talmente continuata che appunto alcune di queste aziende arrivano a progettare il prodotto talmente bene che alla fine riescono persino a recuperare le polveri che si formano durante il processo produttivo, a conferirle a aziende dell'edilizia e a riutilizzarle. Quindi è un sistema che nei prossimi decenni continuerà a alimentare queste modalità di collegamento fra sostenibilità ambientale e innovazione industriale. La parte, diciamo, più focalizzabile, insomma, sulla presenza del professore, io diciamo appunto da sociologo non sono uno specialista in materia, però andando a intervistare i boscaioli in Carnia e in Cadore, ho percepito subito che c'era un altro tipo di problema nella filiera, cioè il fatto che un settore così performante per l'Italia non aveva nella parte a monte della filiera un supporto altrettanto esaustivo, altrettanto soddisfacente di quello che diciamo da fuori si potrebbe pensare. Per cui parlando con loro ho scoperto che sostanzialmente l'80% del legno lavorato in Italia viene importato dall'estero. Siamo, dopo gli Stati Uniti, il più grande importatore di pellet per impianti di riscaldamento e non solo c'è questo problema di approvvigionamento della materia prima, ma questo problema ha trasferito su altri anelli della filiera la sua debolezza. Per cui non siamo un paese, per esempio, di impianti diciamo così, trattamento degli alberi e non siamo un paese di segherie, che può sembrare banale, ma avendo perso diciamo, il momento no, di svolta nel sistema, sono andate riducendosi soprattutto dal punto di vista dimensionale. Qui mi fermerei perché diciamo che la scoperta che si fa è che soltanto da pochissimo il nostro paese è stato dotato di una strategia forestale e qui entriamo. Infatti, professore, le chiederei proprio, in un paese come l'Italia, che è un paese
di foreste, ma come dicevamo prima, inconsapevole di esserlo. Come si colloca la politica forestale e in cosa consiste questa strategia nazionale forestale che è stata messa a punto proprio per cercare anche di guidare un po' di indicare un po' la strada e la via nella risoluzione di alcune criticità e magari anche nella spinta verso quell'innovazione che anche il mercato chiede. È una bella domanda questa. Fra l'altro, dopo le cose molto interessanti scritte e appena dette da Luca Romano, sarebbe bello poterle commentare, però vado sulla domanda. No, 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 Quindi no, se no, penso no, che assolutamente penso che professore, se sia in quattro parole abbastanza facile tratteggiare il problema della politica forestale italiana e per poi ritornare benissimo. sull'analisi del contesto attuale. Allora, siamo un pochettino schematici, radicali e semplicistici nell'approccio. Diciamo che in Italia non abbiamo mai avuto una politica forestale negli ultimi decenni, fino al 2017. Perché negli anni 70, attuando la Costituzione, abbiamo decentrato alle regioni le competenze in materia forestale. Già le regioni, le province autonome avevano sviluppato una capacità di fare policy nel loro settore, soprattutto le due province autonome. A livello nazionale, il settore forestale è sempre stato un settore ombra della politica agricola. Nessun finanziamento, nessuna capacità di concepire nemmeno l'idea di una politica dell'offerta. Fra l'altro le regioni, alcune regioni, tra queste la regione Veneto, erano state molto attive negli anni 80 e 90, molto propositive, anche con capacità di avere buone intuizioni, buone iniziative. Poi le vicende generali, anche di bilancio, la mancanza di investimenti in risorse umane, nel turnover, ha portato molte regioni, in primis la regione Veneto, che aveva brillato per capacità innovativa politica, a appiattirsi. E arriviamo al 2017. Arriviamo a questa riforma che non ha nulla a che fare con la politica forestale, perché è una riforma spinta da alcuni stimoli della Commissione europea a razionalizzare il sistema delle polizie italiane. L'idea, semplifichiamo, abbiamo 5 corpi di polizia nazionale, semplifichiamole. L'ipotesi iniziale, facciamo accorpare la polizia carceraria e il corpo forestale in altri corpi di polizia. Di fatto, per l'azione di lobby della polizia carceraria rimane come vittima sacrificale la polizia più debole e per una certa forza, diciamo, istituzionale dei carabinieri, la stragrande maggioranza del personale del corpo forestale passa sotto l'arma dei carabinieri, ovvero sotto le competenze e le responsabilità del Ministero della Difesa, ivi compreso il demanio forestale nazionale. Siamo l'unico paese dell'Unione Europea in cui il demanio forestale nazionale è sotto il cappello del Ministero della Difesa. è Com- abbastanza curioso, abbastanza curioso, stravagante. e ci fermiamo qui. Però di fatto a quel tempo avevamo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e constatiamo una contraddizione assolutamente evidente: come fare politiche forestali senza avere un ufficio, una direzione. E così nasce l'idea di creare la direzione foreste e poi economia montana e foreste. E per quelle coincidenze casuali, per questi scherzi della storia, questa responsabilità viene data a una donna che aveva una grande esperienza tecnico-gestionale e che interpreta il proprio mandato come nuovo direttore dell'economia forestale ed economia montana nella logica di uno Stato
che ha una responsabilità di attivare misure e interventi. E la direzione, in questo caso evidentemente con un ottimo supporto sul piano politico da parte delle coalizioni governative che hanno avuto la responsabilità del Ministero, come primo atto fa una riforma importante che è il testo unico delle foreste e delle filiere forestali, 2018. E questo è un documento, io ho avuto il piacere di essere consulente del Ministero per la formulazione della bozza del TUF, e questo è un documento che introduce un concetto importante, semplice ma determinante, quello della gestione attiva. Per far sì che le foreste esercitino propriamente le loro funzioni collegate alla fornitura di una serie di servizi ecosistemici, termine tecnico per il quale indichiamo protezione del territorio, protezione della biodiversità, fissazione del carbonio, quindi mitigazione dei cambiamenti climatici, bisogna che ci siano delle scelte esplicite di gestione. In alcuni casi queste scelte esplicite possono portare anche alla protezione integrale. In molti casi, dato che parliamo di ecosistemi che sono stati pesantemente gestiti dall'uomo per secoli, semplificati, indirizzati, questi ecosistemi vanno gestiti con interventi attivi. E da questi interventi attivi possiamo ricavare legname, biomassa legnosa. E qua viene un po' quindi rovesciato il concetto, ed è per questo che questa idea molto semplice viene condivisa da tutte le amministrazioni, da tutti i portatori di interesse, e avvia una serie a cascata di altre iniziative, di policy applicative, molto di taglio operativo, inquadrate dalla formulazione della strategia forestale nazionale, la prima strategia che il Paese si dota. E io sono stato responsabile, coordinatore del comitato tecnico di 40 rappresentanti di stakeholders, ministeri compresi, 4 ministeri compresi, che ha elaborato il documento di base, e questa strategia irrobustisce l'idea fondamentale che era già quella del testo unico, ma evidentemente la articola in iniziative e attività concrete. Il testo unico, peraltro, cosa che non succede molto spesso in Italia, classico decreto quadro che prevede la definizione a cascata di una serie di decreti attuativi che, guarda caso, e anche qua tanto di cappello alla direzione, vengono approvati. Non nei classici entro 60 giorni, magari 70, 120, 130, ma nei 2-3 anni successivi vengono tutti approvati questi decreti e toccano argomenti che poi sono il cuore su cui marcia una politica: la formazione dei boscaioli, l'albo delle ditte boschive, come si fa la viabilità nel settore forestale, le regole base per la pianificazione forestale. Ecco, queste cose molto molto concrete fino all'ultimo documento attuativo che è quello dell'abolizione del doppio vincolo. E quindi un processo razionale, atteso da decenni, uso il termine decenni, di semplificazione amministrativa. Ci spiega brevemente cos'è questo doppio vincolo, questa abolizione del doppio Sì, vincolo? dunque, in base alla legge quadro del 39 sulla protezione delle bellezze naturali, giustamente, buona intuizione a quel tempo, va riconosciuto, tra le bellezze naturali, architettoniche e artistiche, vengono incluse anche le risorse forestali. E con decreti singoli vengono messi a protezione, sottoposti a vincolo paesaggistico, e quindi a un processo autorizzativo dipendente dalla sovrintendenze, una serie di foreste. Decenni dopo approviamo un decreto Galasso che invece, in maniera un po' semplificante,
generalizzata. Per legge generale, tutte le foreste italiane sono coperte da vincolo paesaggistico. Oltre al fatto che avevamo più dell'80%, li abbiamo tuttora, di foreste coperte da vincolo idrogeologico. L'Italia è il paese d'Europa, probabilmente il paese al mondo, dove le risorse forestali sono più soggette a vincoli, perché poi abbiamo anche i vincoli collegati alla creazione delle diverse unità di parchi, riserve, aree Natura 2000. Ecco. Quindi abbiamo un sistema di controllo formidabile. Adesso poi che abbiamo anche i carabinieri dietro come strumento di attivazione di questi controlli, possiamo stare abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Ecco. Quello che è successo è che c'erano alcune foreste sottoposte a vincolo paesaggistico in base alle due normative, quindi con processi, lungaggini per semplici attività ordinarie di taglio assolutamente incredibili. E tutto questo adesso invece si è portato alla semplificazione. Per cui nella sostanza cosa avviene? Avviene che se i boschi vengono tagliati, comunque gestiti con interventi che rispettano le norme quadro definite su scala provinciale per ogni tipo di bosco o su scala regionale, non c'è la necessità di un esplicito processo autorizzativo da parte delle sovrintendenze. Rimane la regola del reato penale, quindi per ogni intervento che non sia in linea con questa normativa su scala provinciale o regionale. Chiarissimo. Voleva aggiungere qualcosa a commento dei ragionamenti fatti già dall'autore del libro? Beh, sì. Perché vedevo prendeva appunti e Sì. dico ne approfittiamo. No, è semplicemente per dare una dimensione di lettura dei problemi, molto ben sottolineati nel libro, veramente singolare. Allora, quando parliamo di settore forestale, attività collegate alle diverse filiere del sistema foresta-legno, ecco, utilizziamo il termine sistema. Ecco, il termine sistema è anche il termine corretto quando facciamo politica. Immaginiamo le sinergie, i rapporti, le forme di integrazione verticale e orizzontale. Ecco, se usiamo il concetto di sistema per analizzare l'esistente, invece facciamo un esercizio sbagliato. Il termine sistema dal punto di vista interpretativo è un termine retorico, inutilizzabile, perché quello che abbiamo avuto e abbiamo tuttora sono due mondi che tra loro non dialogano, non si attivano, non interloquiscono. E c'è un dato, sono un economista e ho questo difetto, che mi piace ricordare perché penso che dica plasticamente che cos'è un non sistema. Allora, se noi prendiamo i dati sul legname che preleviamo dai nostri boschi a uso industriale, quello che alimenta tutte le filiere, mobili, imballaggi, costruzioni, tutti i nuovi segmenti della bioeconomia, e lo confrontiamo con il legname che recuperiamo come prodotto secondario. Ormai non usiamo più il termine scarto. Giustamente, l'economia circolare ci ha insegnato a cambiare il vocabolario. Ecco, prodotti secondari dalla lavorazione, della industriale e prodotti riciclati a fine ciclo, tra cui comprendiamo ovviamente i mobili vecchi che, ahimè, Ikea dopo 4-5 anni ci costringe a portare nelle isole ecologiche, così come la carta da macero. Ecco, e trasformiamo questi prodotti a carta da macero in metri cubi equivalenti. Quindi confrontiamo quanto legno esce dalla foresta e quanto legno esce dalle nostre città e dalle nostre industrie
il legno che esce dalla foresta a uso industriale è il 47% del legname che recuperiamo. E questo cos'è? Questo è la mancanza di un processo di integrazione verticale, da una parte, ma è anche genio italiano. Il genio di aziende come il gruppo Fratti, diamolo anche proprio in una gerarchia storica, e il gruppo Fantoni, che a fronte del bivio in cui si sono trovati negli anni 70-80, rimaniamo in questo mercato internazionale, recuperando materia prima all'interno o chiudiamo, hanno detto: ma forse se attiviamo un processo di riutilizzo dei prodotti finiti, degli scarti, riusciamo a uscire da questo vincolo della mancanza di materia prima. Vi ricordo che ancor prima che l'Unione Europea ci imponesse le prime misure del riciclo, ancora prima di quello che avevamo chiamato il decreto Ronchi, un gruppo industriale italiano aveva creato già una serie di 2000 depositi per la raccolta di questi scarti, di questi prodotti. Ed era quel gruppo che vediamo tuttora con i camion in autostrada, stiamo trasportando legno, non utilizziamo boschi. Messaggio che io ho fortemente osteggiato, perché trasmette indirettamente l'idea che tagliare i boschi sia un atto negativo, cosa che è totalmente contraria a quell'idea della gestione attiva. Ma questo è stato il modo con cui noi abbiamo avviato un settore importantissimo, che era quello dei pannelli truciolari, degli MDF, che sono poi, diciamo, la parte fondamentale della materia prima che utilizziamo nel settore dei mobili e anche di parte del settore degli imballaggi. Il problema, lo finisco qua, ma poi potremmo parlarne, è che invece una filiera sulla quale ovviamente non siamo riusciti a fare questa sostituzione è quello del legname impiegato in edilizia, soprattutto a uso strutturale, perché lì non ci puoi mettere schegge di legno anche brillantemente incollate, insomma. Grazie professore. Mi sembra, diciamo abbastanza evidente anche dal percorso che avete tracciato, e anche in base proprio alla spiegazione del mercato che dava prima, Luca Romano, tirando in ballo il mercato costruito da Ikea, che, proprio il mondo del legno e del design da questo punto di vista diventa esemplificativo di come la sostenibilità sia sempre più un elemento di grande competitività, non solo per entrare nel mercato, ma per stare nel mercato, per restare nel mercato e non esserne tagliati fuori. Quindi tornando un po' approfondendo un po' il discorso proprio della bioeconomia, Luca, io ti chiederei un po' di spiegarci qual è questo nuovo paradigma bioeconomico al centro del quale adesso sta emergendo proprio l'utilizzo del legno. Sì, il paradigma, diciamo, ed è un po' diciamo, la spiegazione anche del titolo del libro, cioè l'idea di passare da un design di prodotto a un design applicato a tutto l'insieme di fattori che diciamo precedono, seguono e sono complementari alla produzione. Di conseguenza, durante soprattutto le interviste e le visite aziendali, io ho visto che c'era da un lato questa attenzione al riciclo e quindi a mettere diciamo, a fattore di valore
2, 3, 4 volte, no, l'essenza legnosa. Da un altro lato ha fatto prepotentemente ingresso un concetto dell'economia circolare, cioè il fatto che per essere riciclabile un prodotto deve essere progettato perché lo sia. Cioè bisogna pensare prima, per esempio, come evitare che un pannello venga intriso di additivi chimici non poi che bloccano, insomma, il riutilizzo. Ehm, Se a questo aggiungiamo che scompare il concetto di scarto e quindi tutto ciò che è in più viene nel processo produttivo viene recuperato o per finalità, diciamo, dirette nel processo di riciclo o per finalità indirette, per esempio la produzione di energia termica attraverso biomasse. Se pensiamo che tutta diciamo, il fabbisogno energetico per la produzione venga risolto attraverso energie rinnovabili, con o senza l'utilizzo di legno. Se pensiamo appunto che si arriva anche al riciclo del nylon, degli imballaggi, evidentemente siamo di fronte a un modello economico che appunto viene definito bioeconomia perché comporta anche una diversa composizione diciamo così, delle griglie costi-benefici alle quali eravamo abituati. E se ci trasferiamo diciamo, nell'ambito del rapporto fra legno e energia, per esempio, questo permette di sfatare un altro luogo comune che l'opinione pubblica, diciamo, ha accolto in termini abbastanza critici, cioè quando noi pensiamo al caminetto aperto che brucia legna e alle tecnologie oggi impiegate per produrre una stufa a pellet di alta tecnologia, di alta gamma, dobbiamo sapere che le emissioni di particolato in atmosfera, nel primo caso sono 800, nel secondo è 1, quindi c'è una differenza abissale e anche questo è un processo, per esempio, che se il mercato lo dovesse accogliere, no, sarebbe assolutamente premiante la svolta tecnologica e quindi anche la valorizzazione del legno come energia rinnovabile di grandissimo livello. Un'altra cosa sul mercato che va detta è che l'importanza normativa oggi è fondamentale, visto che siamo alla vigilia delle elezioni europee, un passaggio su questo va fatto per, diciamo, dare un'ulteriore spinta alla bioeconomia. Per esempio, un'azienda segnalava che la Gran Bretagna, un paese da poco, diciamo, non più europeo, non più dell'Unione Europea, ha approvato una norma che in tutti gli edifici nuovi devono essere introdotti non solo mobili in legno, che sarebbe, insomma, una cosa abbastanza tautologica, ma in legno riciclato. E quindi è evidente che c'è diciamo così, una corrente, no, di pensiero politico-culturale e un adeguamento dei vari pezzi del sistema economico verso questo paradigma e diciamo, i risultati sono che appunto la sostenibilità ambientale è il driver assoluto di questo cambiamento.
Grazie Luca, è chiarissimo. Professore, invece, tornando un po', anche a quello che diceva lei a proposito dell'Italia e della gestione delle foreste in Italia, mettendo insieme un po' le vostre considerazioni e i vostri approfondimenti, se non vado errata, Luca diceva prima che in Italia l'80% del legno impiegato in uso industriale e importato. Però l'Italia è un paese che ha una grande ricchezza, un grande patrimonio forestale di cui non usa forse bene perché appunto c'è una gestione molto conservativa e molto diciamo di grande protezione paesaggistica. È possibile pensare ad un'evoluzione, a uno sviluppo tanto economico quanto normativo che riesca a fare un po' incontrare questi due lati estremi del discorso e quindi portare l'Italia a diventare anche una maggiore produttrice di legno per fini industriali senza però aggredire in maniera irresponsabile il proprio patrimonio. È pensabile? Se sì, come si può fare? Quale può essere una strategia da adottare? Non solo possiamo pensarlo, ma dobbiamo attuare una politica dell'offerta interna di valorizzazione. Allora partiamo dal dato di fatto. Il dato di fatto è che le fonti non sono di grande qualità, però sappiamo che utilizziamo un terzo, il 40% dell'incremento dei nostri boschi e che tra i grandi paesi dell'Unione Europea siamo quelli che hanno un livello di prelievo rispetto all'incremento inferiore. Ecco, ci sono paesi come i paesi scandinavi che raggiungono l'80 il 90%. Quindi abbiamo spazio, diciamo, organizzativo, biologico per andare ad utilizzare i nostri boschi, che sono molto diversificati. Alcuni di questi boschi sono boschi che stanno diventando vecchi e quindi più vulnerabili. Vaia e bostrico ci insegnano questo. Organismi viventi, la buona selvicoltura è una selvicoltura, è una tecnica di gestione che anticipa il ciclo biologico. L'albero va avanti, a seconda dei casi, per diversi decenni di vita, il selvicoltore, prima che questo deperisca, lo taglia favorendo la rigenerazione, possibilmente naturale. Ecco, quindi questo è il dato di fatto di base. Produrre più legno per avere dei boschi più stabili, più resilienti. Quindi addirittura è un sostegno, è un aiuto anche alla rigenerazione Assolutamente sì. del bosco. Però c'è un discorso ancora più importante ed è un discorso legato alla quale legno, quale tipo di biomassa, perché attualmente, sfortunatamente, il 70% del nostro legname va a fini energetici. A fini energetici. Ok. Va per produrre legna da ardere. Quando usiamo il legname a fini energetici, bruciamo Certo. materialmente, ma anche metaforicamente valore. Non lo destiniamo a tutta una serie di impieghi che potrebbero creare occupazione, fra l'altro in aree montane, in aree marginali, e potrebbero creare valore aggiunto. Quello di cui Pot- si lamentavano i Quello di cui si boscaioli. lamentava. Quindi potremmo produrre, per esempio, pensate, in Austria c'è un'azienda che fa pannelli, anche a uso edilizio, microlamellari di faggio. Allora, il faggio intanto è la specie più diffusa in Italia, è la spina dorsale della selvicoltura appenninica, quella più in ritardo per tutti i nostri discorsi. Questa azienda austriaca non utilizza legname di grandi dimensioni, ma anche legname di piccole dimensioni, lo taglia in piccole, uso un termine
volgare, insomma non tecnico, lamelle, le incolla, le pressa e fa dei meravigliosi pannelli, perché poi a vista si vede la fibra del faggio, che possono essere impiegate per mobili di qualità, per pavimenti, per strutture. Ecco. E quindi da una materia prima povera, diffusa tantissimo in Italia, produce un semilavorato di altissimo valore, anche per gli impieghi architettonici, per quel design che troverebbe nella fantasia degli italiani una capacità di valorizzazione formidabile. Come esiste un'azienda di questo tipo, esiste un'altra azienda, e questo è un altro esempio, a mio avviso, chiave, sempre in Austria, che fa con la tecnologia della viscosa, di cui noi italiani ai tempi delle sanzioni siamo stati maestri a livello europeo, fa prodotti tessili, fa tessuto, fa t-shirt, ecco, sempre basati sull'impiego di faggio. È sempre un prodotto in cui la materia prima è abbastanza povera. Ecco, questi sono 2 esempi di azienda che dovrebbero essere un punto di riferimento per investimenti in Italia, dove l'elemento che ci manca, che ci viene a mancare, dicevi giustamente che il settore delle segherie è povero, il settore delle prime lavorazioni è povero, ma non è povero in Italia perché non abbiamo capacità di impresa. Perché permettetemi di dire che il più grande gruppo industriale che gestisce segherie nei Balcani è italiano, anzi è veneto nello specifico. Rubner, azienda leader europeo nella produzione di case in legno, ha delle segherie, produce 400.000 metri cubi di segati. Peccato che nemmeno uno è prodotto in Italia. In Valtellina c'è un piccolo distretto di segherie italiane che lavora soprattutto su tronchi che vengono dalla vicina Grigioni. Ma per un problema normativo, di vincoli, di Per un limitazioni, di problema costi, di di mancata organizzazione dell'offerta. Ecco, per parcellizzazione dell'offerta, per questa abitudine a mercati piccoli legati agli usi locali di legna da ardere. Peraltro sapete che l'Italia è anche il più grande importatore mondiale di legna da ardere. Anche. Record molto singolare. Non sono enormi quantità, ma dato che la legna da ardere generalmente ha mercati sempre locali, ristretti, noi eccelliamo anche in questo ruolo. Ecco, questo per arrivare alla considerazione conclusiva. Dobbiamo intervenire in questo anello della filiera, che è quello dell'aggregazione dell'offerta, della mobilizzazione delle proprietà. Qua faccio riferimento a un'affermazione, a una visione di un grande economista agrario che era la persona che ha inventato l'idea Rossidoria della polpa e dell'osso in agricoltura. La polpa, l'agricoltura di pianura, l'osso, l'agricoltura di montagna. Ecco. Qual è la polpa e qual è l'osso delle foreste italiane? La polpa sono i demani comunali, le proprietà collettive sono quelle non proprio del tutto infrequenti, proprietà di una certa dimensione, delle fondazioni, della Chiesa cattolica. Ecco, bello che sarebbe che Laudato Si avesse un'applicazione in questo campo, sarebbe veramente molto opportuno. Ecco, queste possono fare da motore, perché evidentemente la piccola proprietà di poche migliaia di metri quadrati del proprietario in Alpago, che poi vive a Belluno, se non vive a Venezia o a Padova, non puoi sperare che su questo ci sia un processo di catalizzazione dell'offerta, no? Ma dai comuni, da queste proprietà di grosse dimensioni, modernamente organizzate, con contratti pluriennali di vendita, che affidano in concessioni a imprese di gestione, che stabilizzano fra l'altro le ditte locali,
e quindi non devono partecipare a 10 aste per vincere 2 o 3 ogni anno, ma che si legano al proprio territorio. Ecco, questo è il modello che immaginiamo, vediamo inizialmente crescere e che dobbiamo con energia stimolare, in questo supportati da una politica. Ecco. E su questo purtroppo dobbiamo chiudere, non c'è tempo niente, neanche per una domanda. È troppo entusiasmante sentirvi, avete talmente tanti argomenti che il tempo è volato. Vi ringrazio Grazie a voi. moltissimo, vi ricordo il libro di Luca Romano, Il design della sostenibilità, viaggio nella bioeconomia del legno del nord-est, e grazie all'autore e grazie al professore Davide Pettenella per essere stati con noi. Grazie anche a voi per averci ascoltati.